Buon pomeriggio signori, io sono Lord Perso e imparare la storia non è mai stato così divertente. La storia di un nobile casato, quello del casato Berluscotti, che ancora oggi in Italia ha i suoi esponenti che hanno in mano mezza Italia, mezza, diciamo, industria, la zona ricca dell'Italia, che è appunto la Lombardia. E il nostro Silvione Berluscottozzo, eccolo qua, sta cercando appunto di manovrare tutte le conoscenze attorno a lui per cercare di prendere il potere in Italia, che è quello che un po' contraddistingue questo casato. Lo sta facendo con le buone, e infatti vedete che ha diverse comunque amicizie all'interno del regno. Però ecco, c'è da dire che Silvio Berluscozzi ha avuto, purtroppo o per fortuna, un'infatuazione. Ha trovato l'anima gemella, e guarda caso l'anima gemella è la nostra Ermenegald di Alba, che ha 34 anni. E la buona notizia è che il suo compagno ne ha 52, quindi creperà a breve. Non vedo l'ora, perché voglio fare una fuga d'amore con la mia bellissima Ermenegald di Alba. Poi vabbè, il fatto che erediti praticamente tutto il regno di Borgogna, quello è un altro problema, ma quello, cioè, è una cosa in più. Io la amo perché sì, perché siamo proprio anime gemelle. Mentre invece il nostro regnante, zitto zitto 4-4, all'età di 58 anni, Re Luis, tra l'altro il più giovane, quindi probabilmente direi che nomignolo è azzeccatissimo, si sposa la principessa Catgustel Werk Salomon di Bretagna, di 23 anni. Hai capito lo zio? Mica male. Infatti ci andiamo molto d'accordo. Vediamo un po' cosa succede nel matrimonio. Io cerco una via diplomatica per questo bersaglio qui. Re Ludwig, però in realtà ragazzi non è che mi interessi più di tanto, vi dico la verità, anche perché lui ha una certa età, quindi boh, vabbè. Andiamo avanti nel gioco. Ed ecco subito un evento del matrimonio. Sussurri segreti. La cerimonia è in pieno svolgimento, ma non prestando molta attenzione perché la mia mente continua a battere il proclamato segreto che ho preso da Re Luis. Ma la Castle lo sa? Non dovrebbe saperlo. Posso rivelare il segreto alla moglie. Condivido casualmente alcune delle mie preoccupazioni con il mio vicino di tavolo, e prima ancora di rendermene conto l'intero banchetto è in fermento, mentre i pettegolezzi si fanno largo al posto di posto in posto, di tavolo in tavolo. E Luis con Cat Custel stanno fissando con irritazione al centro del baccano, guardano me. Sono solo voci di corridoio, vero Luis? Posso creare uno scompiglio devastante. Tu riveli il segreto. Cat Custel di Foer guadagna 40 milioni nei tuoi confronti. Ottieni il gancio debole su Cat Custel di Foer. È interessante, Ottieni il gancio debole su Re Luis. Ma io il gancio debole su Re Luis già ce l'ho. Forse lo perdo da lui, però potrei prendere quello di lei. Quello di lei. Assassino di bambini, che bel nome. Che bel nome. Allora ragazzi, interessante questa cosa, perché ma qui erediterà lui? No, chi eredita qua? Eredita lui. Interessante. Ma io direi che Cat Gustel merita di meglio. Direi che merita di meglio. Che infamata che ho fatto, ragazzi. Re lui si è un po' incazzato. Però ho tenuto un gancio. Ci credo che è un po' incazzato. Allora, discorso politico. Allora, mentre la cerimonia fa il suo corso, riesco finalmente a mettermi accanto a Re Ludwig e al mio bersaglio e a coinvolgerlo in qualche chiacchierata che si indirizza rapidamente a un argomento molto più interessante, la politica. Condividiamo inizialmente alcune osservazioni superficiali circa il tema, finché non conduco Ludwig esattamente dove volevo. Piogge inaspettate hanno tormentato la mia gente e danneggiato i raccolti. Sarebbe un peccato se qualcuno ne approfittasse, vero.
Ludwig è stato intimidito. Ulla. Ok, va bene. Oppure, quindi posso effettivamente intimidirlo e ho 71% di probabilità che vada bene. Oppure, è bello avere alleati forti al momento del bisogno. Quindi Ludwig è impressionato. Completo il mio intento diplomazia. Guadagno stress. E miglioro la... Ok, miglioro praticamente la sua percezione nei miei confronti. Allora, un gancio debole mi interesserebbe però, vi dico la verità. Re Ludwig. Interessante. Non è stato intimidito. Vediamo un attimo. Ha 3. Ha 3 di intrigo. E la diplomazia è abbastanza alta. Allora, io direi... io direi, ma proviamola. Proviamo a fare un po' di intrigo. Allora, ha perso 20 opinioni nei tuoi confronti. Niente, non è stato intimidito. Anzi, vabbè, è andata male. Ma sì, ma tanto adesso crepa. C'ha 10 anni. Se va bene ancora c'ha qualche anno e basta. Cioè, 10 anni era per dire 50. Allora, ultimamente mi sembra di essere costantemente distratto da pensieri lascivi e fantasie erotiche. Ultimamente, Silvione. Cultura di difficoltà della mia vita quotidiana, è troppo facile perdermi in sogni occhi aperti e dimenticare la realtà. Questi desideri stanno chiaramente interferendo con la mia vita. Che cosa dovrei fare al riguardo? Un giro nel bordello porterà sollievo. Silvione. Ma cos'è che malattia piglio però? Tratto licenzioso. Tale comportamento ha dei rischi intrinseci. Il tuo stress è diminuito di 81. Ok. Forse un nuovo punto di vista mi aiuterà. Spendi 100 di fede e mi converto alla fede nestoriana. No, cos'è? Patriarca Abdul Qadir. Cos'è che divento? Nestorianesimo. Mi morderò il labbro e cercherò di rimanere concentrato. No. Allora, qui mi aumenta lo stress. No, ma io voglio diventare licenzioso. Lo sapete che Silvione c'ha questo un tratto, c'ha un vizio, c'ha le donne. Lasciateglielo sto vizio, no? È nata una figlia bastarda. Devo stare molto attento a riguardo. Il mondo saprà di mia figlia. Io voglio la figlia. Adalgisa Pilloni. Fonsina, però hai rotto un po' le palle. Perché continuiamo a stare... No, allora, il mondo saprà di mia figlia. Io voglio mia figlia. Un segreto svelato. Il segreto che Adalgisa è in realtà mia figlia, improvvisamente sulla bocca di tutti. Già sapevo che Adalgisa era il risultato delle mie relazioni con Alfonsina, ma le ripercussioni di Adalgisa potrebbero essere disastrose. Vivere una vita da bastardo non è una cosa facile. Ora lo sanno tutti quanti. Re lui si è imprigionato Alfonsina Pilloni. Che bello. Amante imprigionata. Ragazzi, in questa puntata sto facendo saltare fuori. Ho perso un tratto di devozione. Livello di devozione perso. Va bene. Sto facendo, ragazzi, imprigionare, rivelare segreti, cose, bordelli al matrimonio. Cosa cazzo? Bordelli, proprio bordelli. È un bel problema. Allora, ad Alfonsina però io concedo la grazia. Perché rompo con l'amante. Allontana. Oppure pago il riscatto, che però posso... Allora, io potrei... Allora, Re Luis. Tuo figlio era possibile, puoi creare un incontro. Allora, io direi... Guarda, allora. Mi libero del re. Cioè, mi libero Alfonsina con il gancio. Scusate. Così. Quindi pago il riscatto. La libero.
Oh, però, ok. Perfetto. Un buon accordo. Alfonsina, ok, adesso è libera. E poi rompo con l'amante. E Alfonsina mi lascia. Peccato perché aveva un'ottima... È veramente erudita. Però Alfonsina ti sei fatta scoprire. Quindi rompo con l'amante. Basta. Alfonsina hai rotto le balle. E... ok, va bene. E va bene così. E ho rotto con Alfonsina. Così mia moglie teoricamente non mi vuole fare a pezzi. 80, vabbè. Chiede divorzio. Non accetterà. Ok, va bene. Va bene. Direi che va bene così. Abbiamo rotto con la nostra altra donna. Anche perché noi adesso stravediamo solo per una per ora. Cioè Ermenegald. Guardate che bella che è Ermenegald. Perfetto, intanto il porto piccolo è stato costruito a Cremona. Benissimo. Silvione inizia ad aprirsi verso il mare. La Darsena, ragazzi. La Darsena di Milano. Matrimonio in grande. La cerimonia di nozze. Lo stato della principessa Ermentrude è salito. Che succede? Che succede? Perché? Allora, la cerimonia è finalmente giunta al suo culmine. I rituali stabiliti da tradizione sono stati completati. Resta soltanto formare l'ultimo voto, ovvero il consenso formale, il sigillo sul matrimonio. Quando il re Luis e la regina Catlusti pronunciano il fatidico lo voglio, tutti i partecipanti iniziano a applaudire fragorosamente. Tutti noi oggi siamo qui presenti, siamo testimoni della vita all'inizio dell'ora di Dio. Davvero emozionante, va bene. Bravi, bravi, bravi matrimoni. Già inizia a rompere le palle, sono appena sposati. La parte formale del matrimonio, la cerimonia è finalmente terminata. Sono tutti sorridenti e di buon umore. E va bene, si divertono tutti. Però io ho visto già la regina incazzata nera. Che succede? Quindi il legame tra loro due supera le divisioni. Quindi va bene, l'accettazione culturale aumenta da parte di entrambi. Ogni banchetto di nozze afflitto da un numero infinito di discorsi, alcuni lunghi, altri brevi, altri onesti, altri ingannevoli, che si susseguono nella sala del banchetto, scandendo ogni singola portata. Quando si avvicina il mio turno, mi chiedo se devo dedicarlo alla felicità degli sposi oppure cercare semplicemente di attirare l'attenzione sulla mia eloquenza. In fondo, in questo mare di parole, i doppi sensi passano spesso inosservati. Elogia la coppia, dimostrazione di grandi capacità oratorie o di qualcosa di carino ma superficiale. Ok. Questa opzione è disponibile grazie al tuo intento diplomazia, quello di andare sulla dimostrazione delle mie capacità oratorie. Se io vado a buon fine, in realtà aumento la loro opinione. E però ottengo anche prestigio. Quindi direi di farlo assolutamente. E dovrei averlo. Eccellente discorso, perfetto. Perfetto. Scintillante e splendente. La sala del banchetto è bellissima, decorata con l'assortimento di murale, fiori, bla bla bla, più costosi. Seduti accanto a me il conte Atelier e il re Riwalon si scambiano la loro opinione riguardo alle decorazioni. Sapete, Mouse Terrier, questo è esattamente ciò che avrei fatto anch'io. Approvo. Onestamente preferisco quando Riwalon fa una pausa e cerca le parole più giuste. La ricchezza viene maggiormente ostentata. E la madonna! E là. Bah, io preferisco il pensiero positivo degli Antier. Temo che voi abbiate ragione, Riwalon, non ti far coinvolgere. Chi è questo? Il conte... Da dov'è questo? Dove... ok, ma io voglio sapere cos'è che fa lui. Monferrato, ragazzi. Monferrato. Quindi posso dare brutto a Monferrato in favore del re. Del re che c'ha 63. Ma io dico, ma sai che c'è? Ma io credo che il conte Atelier abbia assolutamente un'ottima... un'ottima visione delle cose. Ogni festa, senza eccezioni, ce n'è uno
Scusate, ad ogni festa, senza eccezioni, ce n'è uno, un signor nessuno impudente e prolisso che si incolla e parla ancora. Ma parla di me. Questa volta si tratta di Ashwood, che è assolutamente irrimediabilmente egocentrico. La nostra chiacchierata è piena di ipocrisia, di idee mal concepite, semplicemente idiote. Eppure lui è tutto convinto di essere una sorta di affascinante genio della conversazione. Sto per mettermi a urlare. Chiudi gentilmente la conversazione. Ok, quindi positivo. Bene. State zitto. Tieni snob per 15 anni. Non male. Questo è molto interessante. Quindi intrigo. Riesci a fingere di essere sinceramente interessato. Il mio intrigo aumenta di 1. Oppure riesci ad avere tatto, ma niente di più. Ottieni accessibile per 15 anni. Cosa fa accessibile? Opinione dei vassalli meno 10. Però tutti gli altri proprietari terrieri. Accessibile. Oppure supporta tutto con il sorriso. Ma anche lui in realtà Taranto 64 anni. Ragazzi, ma è la festa del cioè siamo in una casa di riposo. Perché ragazzi veramente le persone medie hanno l'età media 65 anni. Direi che allora, ma io direi che voglio il vantaggio. Eccolo qua, il vantaggio. Attenzione, andiamoci a prendere il vantaggio prima che ci servire subito. Ci potrebbe servire subito. E prendiamo guardia pretoriana. Assolutamente sì. Allora, esatto, l'ho appena fatto. Torniamo al matrimonio. Matrimonio in grande, un vero spettacolo. Benché non si tratti di un evento grandioso, la serata è comunque animata da attori, acrobati, bla 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 bla. Seduti accanto a me Re Ringwald e il duca Adalberto di Toscana. Si scambiano le loro opinioni sullo spettacolo. Bravo, bravo. Quanto basta per essere interessante senza diventare troppo frivolo. Urla Ringwald. Bah, lo spettacolo non è male, però devo dire che mi aspettavo di meglio. Allora, ma ovviamente io sto con Adalberto, ma non ci penso neanche. Assolutamente. Assolutamente, io ci sto col duca di Toscana. Che è il duca di Toscana. Io ok, abbiamo legato, benissimo. Mi supporta meglio. No, no, io lo voglio avere. Qua posso cambiare, vediamo un attimo se mi fa cambiare. Sì, posso cambiare. Allora, proviamo a cambiare le carte in tavola, ragazzi. Vediamo cosa possiamo fare. 3 hours later. Allora, andiamo sul sollevare un polverone. Dai, via, confermiamo, via. Si va avanti, adesso ci divertiamo, ragazzi. Silvione, basta, ha detto ormai le alleanze io le mie le ho strette. Al ripugnante Duca Silvio, siamo stati schiacciati le vostre leggi oppressive troppo lunghe. Adesso basta, abbiamo finito di pagarvi le tasse. Ehi, suppongo che garantire i vostri privilegi fiscali. Perdi 50. Autonomia incrementata per 10 anni. Chi è questo? Capo Tommaso, rivolta contadina. Ogni contea nella fazione cambierà di 25. Wow, genera un esercito di contadini ribelli proporzionali alle leve della contea. Là. Perdo 50 di legittimità. Ma chi è questo? Questo qua lo devo far fuori io. È un ribelle maledetto. È un ribelle maledetto. No, ma ragazzi, ma io non posso. Non posso. Allora, calmi tutti un attimo. Qua è grave la situazione. Così. Ma come cacchio ti permetti? Ma come cacchio ti permetti? Allora, generano un esercito di contadini ribelli proporzionale al conte della leva. Io sì, non voglio perdere assolutamente la mia legittimità. Cioè, non esiste. Non esiste. La guerra non aspetta nessun uomo. Siamo in guerra, ragazzi. Allora. Siamo in guerra. Io non sono un grande stratega, quindi posso gestire le cose anche da qua, direi. È una rivolta contadina, come dire che Silvio. Cioè, ma no. Posso gestire le cose da qua. Calmi tutti però. Raduniamo le truppe. La tua arroganza non conosce limiti. Hai ragione, ma ti costerà la testa. Ah, se ti costerà la testa. E come se ti costerà la testa? E come?
Allora andiamo avanti un attimo con la parte del matrimonio. Questa cosa qua mi ha fatto veramente girare gli zebedei. Sono al matrimonio e devo gestire una rivolta contadina. Ma vi pare? Cioè, uno non può divertirsi una volta che c'è in mezzo le balle, ste robe qua. Allora, secondo la prassi corrente, quanto servito questa sera è un assortimento particolare, particolarmente appetitoso, di consistenze, sapori, spettacolo. Anche per un'occasione così speciale, seduti accanto a me, Lotair e il duca Baldur si scambiano le loro opinioni riguardo al menù. Allora, Lotair anche lui reparto geriatria, mentre invece il duca Baldur e il Friuli. Allora, io direi... Quindi stanno a dire loro sulle pietanze. Io direi che il nostro Baldur ci ha visto giusto. Cioè Baldur si lamenta. Allora, abbassiamo un attimo qua, andiamo al minimo possibile. Rivolta contadina, radunate le truppe. Allora, fatemi vedere quanto è. 163, va bene. Allora, 163 li schiacciamo subito, ragazzi. Ma come si raduna tutti e li raduniamo esattamente qua. Come si permettono? Come si permettono? Assassinio in viaggio. Ok, quindi me ne sto tornando a casa. È finito il matrimonio, non lo so. Allora, quando sarà il momento... Ah no, scusate, questo qua è il complotto. Oh, raga, è il complotto per ammazzare il nostro rivale in amore. Allora, quando sarà il momento, i miei agenti avranno bisogno di una via di fuga. Se qualcosa dovesse andare storto, la mappa dettagliata della zona circostante, con tutti i suoi sentieri nascosti e le sue grotte, sarebbe una risorsa inestimabile. Pago un cacciatore. Allora, esplorare la zona da solo non posso farlo, sono a matrimonio. Non è che prendo e parto, faccio un viaggio a nord, cioè, onestamente. Ottiene dintorni mappati, abbandona l'idea, paga un cacciatore. Cavoli, mi costa 30. Qui c'è il rischio che non vada bene la cosa. Potrei esplorarla da solo. Perché, allora, ragazzi, perché c'ho il tratto cacciatore. Allora io direi a questo punto, tra l'altro Silvio cacciatore, ma che tratto ha? Vabbè. Io direi che a questo punto possiamo fare che io la zona l'avevo già perlustrata quando ero andato a salvare la regina sotto la torre là, nell'evento precedente, quindi direi che faccio questo, anche perché questo significherebbe mettere a repentaglio la cosa e qua abbandono l'idea, quindi no, faccio da solo, fatto da solo. Allora, in realtà l'esercito l'abbiamo radunato. Sembrerebbe di sì. Andiamo all'attacco. L'esercito di Lombardia direi che è ottima cosa. Per creare un nuovo reggimento di uomini, effettivamente. Però vabbè, 408 direi che sono sufficienti. So che dovrei socializzare con gli altri ospiti, ma non riesco a separarmi dal mio amico, il duca Adalberto. Sì. Noto che lui sta cercando di attirare la mia attenzione, ma ogni volta... qualvolta cerco di scusarmi, Adalberto mi fa scompisciare dalle risate. Che gioia avere Adalberto qui con me. Luis, unisciti a noi. Sgattaiamo via così potremo parlare come si deve. Confidente. E lui secondo si avvicina a formare una rivalità con te. Wow, ragazzi, ma qua ci andiamo giù pesante. Confidente, cosa fa il tratto? Vediamo cosa fa il tratto confidente. Diplomazia +1, wow. Diventa mio rivale, Re Luis. Interessante, guadagno +1, come se non avessi già abbastanza. Altrimenti chiedo al re di unirsi a noi. Quindi tutti contenti. Oppure loro due litigano. Allora, vi dico che in realtà, visto che tanto lui ha 58 anni e mi interessa la sua opinione, io direi che andiamo a creare delle frizioni e vado su qua. E ottengo il tratto confidente, perfetto. Re Luis sarà un po' incazzato.
Fatemi vedere un attimo Re Luis, cosa pensa di noi. 61. Ok, va bene. Va bene così, va bene così. Allora, un semplice scherzo. Ah, qua adesso faccio il burlone. Qui adesso faccio il burlone. In sudicia le bevande, rovini il piatto, prepari il contorno. Questa cosa non è da me. Allora, prepari il contorno con maestria. Rovini il piatto di lusso. In sudicio le bevande. Ah, qua si va di intrigo, Artefice degli inganni. Ma qua ti manca grazie della furtività. No, dai, questa cosa non è da me. Non mi metto in cucina a fare robe. Non è da me. Posso chiamare gli alleati, ma no, non mi interessa. Tanto adesso li facciamo fuori. A Cremona, via. 163 non è tanto. Allora, ai ai ai, qua succede qualcosa. Vedo la sua faccia bruzza. Alla mia amata sorella. Nonostante i festeggiamenti, alla regina Cactul viene improvvisamente colta da un puro e obietto orrore, mentre il suo fratello Re Ringwald inizia ad alzarsi tremando col bicchiere in mano. Con aria di pura malizia, Ringwald si lancia in una narrazione in cui racconta i dati più insignificati dell'infanzia della sposa. Che infame. Gli aneddoti personali sono numerosi ed espliciti. Sta morendo di imbarazzo la regina. Allora, ottieni un gancio debole sulla regina. Ok. Un gancio debole. Io già non ce l'avevo, però non lo vedo. Non lo vedo. Ok. Applaudi e lo inviti a raccontare ancora, ragazzi. No, io direi ringrazio. Sto dalla parte della regina. Sapete che io con le donne. Perfetto. Ah. Inizia la prima notte di nozze. Era ora, direi. Quindi oh, dai, andate a consumare e via. Allora, i combattenti nemici catturate. Ok, abbiamo vinto la battaglia. Lo zio ha un 18. Potrebbe interessarci. Adesso ci diamo un'occhiata. Intanto qui abbiamo vinto. Si vede qua la battaglia. Solo 4 morti, loro 163. Direi che è andata più che bene, direi. Allora, il sermone. Oggi Artemio ha tenuto un acceso sermone per tutti i bambini della corte, i quali erano apparentemente incantati mentre egli leggeva con zelo le sacre scritture. Mia figlia Barbara è quasi certa di essere destinata alla grandezza, sostenendo che Dio la supporta indiscutibilmente. Esatto, non dimenticare mai che il divino è dalla tua parte. La tua fede al di sopra di tutto. Ottiene il tratto zelante, interessante. No, io la voglio ambiziosa. Altrimenti ottiene il tratto sadico, la madonna. No, io la voglio ambiziosa, questa bambinetta qua. Allora, no, che è successo? Perché è scaduta? La mia alleanza con il duca Adalberto II è terminata, perché Leonora e la principessa la moglie dello Berlusconi non sono più sposati o fidanzati? No, è morto Hilbert Bonfazzi. Che nome. È morto il figlio. No, mentre era via, tra l'altro. No, signori. E allora leghiamoci. Organizza un matrimonio, assolutamente, tra lui e Alda Gisa, che tanto è una bastarda. Accetterà, tra l'altro. Quindi la mia figlia bastarda la mando qua. Vedete che ho fatto bene a tenerla? Ho fatto bene a tenerla. Allora, la conclusione, perfetto.
E gli ospiti lasciano il banchetto. Perfetto, dai, tante cose. Abbiamo guadagnato anche 50 di legittimità. Perfetto. Ho incrementato il mio livello di legittimità. Perfetto. E dai, alla fine è andato abbastanza bene. Guardate quanta roba abbiamo fatto. Quindi ogni ospite ha guadagnato 3 di esperienza del tratto festaiolo insaziabile. Beh. Ah, hanno preso anche le doti. Cioè, bello questa cosa. 25 di notorietà delle dinastie. Vabbè, insomma, un po' di cose sono successe. Ci siamo divertiti, dai. Ci siamo divertiti, dai, torniamo a casa. Che adesso allora, qua scusate, la guerra io l'ho vinta, perciò ok, bene, accettato la mia... Perfetto. Calmi, un po' troppi eventi come al solito. Spamma troppe cose. Io sono in guerra perché... No, devo terminare. Imponi le richieste. Ok. Perfetto, rivolta contadina sedata. E i miei omaggi, Duca Silvio di Lombardia. Ok, bla bla bla. Quindi la fazione è stata sciolta. E l'opinione popolare di tutte le contee ribelli aumenta forzatamente. Così sia, va bene. Allora, prendiamo il mio esercito e lo facciamo sciogliere. Sciogliamo. Ok. Fazione si è sciolta. L'alleanza l'ho ripristinata con il nostro duca. E ora viaggio di viaggi a venire. Torniamo a casa adesso, ragazzi. Il viaggio attraverso Monferrato. Passo accanto vicino a una tenda. Ok. Dall'aspetto ancora più particolare. Ah, posso farmi dire il futuro. Posso avere 50 e 50. Buoni presagi o cattivi presagi. No, non sono interessato, ragazzi. Non voglio farmi influenzare. A proposito, il complotto che punto sta? Sta ancora in alto mare. Però il controllo della contea invece sta migliorando. Adesso torno a casa e poi ci vediamo. Concludiamo qui la puntata. Incarico terminato, va bene. Presenta. Ah, ecco. Allora, sì, io direi che presento la mia rivendicazione sulla contea di Treviso. Perfetto. Allora, viaggio, arrivo finalmente, rieccomi a casa. Ok, perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, siamo tornati a casa. E direi che niente, semplicemente è terminato l'evento del matrimonio. Questo vedremo che conseguenze porterà. Spero che non abbia dei figli, perché lei... Cosa c'ha in viso? Fragile, malinconica, ferita. E la Madonna, cosa è successo? Ma l'ha picchiata? L'ha picchiata. È proprio allora, storicamente è storico questo, questo gioco. No, che brutte persone. Che brutta persone che sono. Va bene, signori, dai. Allora, direi che comunque un po' di roba l'abbiamo fatta. Abbiamo ancora sempre gettato le basi. Sarà interessante vedere quando questo schiatterà cosa succederà in Italia e cosa succederà con la mia amante, la mia anima gemella. Ah, Ermenegald. Mi fai venire in mente i canti che cantavo in Francia. Le canzoni francesi. Ah, bei tempi quelli, bei tempi. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo episodio. State sintonizzati perché il nostro Silvione ci regalerà delle emozioni. Ciao, ragazzi.